Ma lo sapete che la vita è fatta di belle amicizie e di bei incontri e di belle cose? Questo lo capirete in puntata, Buongiorno a tutti, a tavola con Caneba tutti i giorni, ma avete ragione, pure tutti i giorni, basta, non ve lo dico più. Però vi ricordo che lo dico poco, www.vrsicilia.it. Potete far vedere la puntata in tutto il mondo in diretta e poi dopo un'oretta così potete rivedere la puntata nel sito di Video Regione 14 del digitale. Buongiorno a lei. Buongiorno. Come sta? Benissimo, sono rilassato e quindi sto bene. Questo mi fa piacere. Posso sapere come si chiama? Io mi chiamo Maurizio Calandra, ma in teoria ci chiamano Calandra e Calandra. Ci ho perso il nome. Vabbè, lo spiegheremo dopo, Okay. dopo. Lei si chiama? Maurizio. Calandra. Maurizio Calandra, posso sapere se mi può rispondere che cosa fa nella vita? Ma devo essere sincero, non lo so neanche io. Diciamo che muoio di musica. Che bello che è, bravo. No, perché diciamo che con la musica non si campa oggi. No, però si vive felici. Potrebbe Potrebbe essere. Allora, a proposito di musica, la sua canzone del cuore. La mia canzone del cuore è ovviamente siciliana, potrebbe essere E voi dormite ancora, secondo me la serenata per eccellenza. Bellissima, la scegliere, sono stanchi di cantare. E c'è un film del cuore, un film che lei rivede spesso o che ce l'ha nel cuore? Ma potrebbe essere Il Gattopardo, Il Padrino, diciamo che tutto ciò cose che siciliane, tutto ciò che parla di Sicilia, è ovvio. Tutto quello che parla di Sicilia. Vedo che ama molto questa terra, è siciliano lei, Sì, sono appunto. siciliano, sono di Alcamo. Di Alcamo. Ma senta, mi scusi, posso sapere il suo piatto preferito? Intanto non amo la salsiccia e non mangio carne, quindi il mio piatto preferito è i maccheroni con il sugo e la mollica brustolita sopra con le melenzane. Questo Ho capito. è il massimo. Ho capito. Senta, e invece cos'è che non mangerebbe? Ha detto il suo piatto preferito prima, giusto? Ho detto quello preferito. E quello che non mangerebbe mai? Non so, la salsiccia, la carne, non mangio salumi affettati e carne e derivati vari. Va bene, la posso invitare in cucina? Assolutamente, spero Guardi, mi faccia mangiare qualcosa di non buono. vedo l'ora di invitarla in cucina e ciumbi con Non ho capito quello Non che si ha detto, preoccupi, però già rido da Ho solo. capito io, ci vediamo in cucina. Ok. Spiritoso. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno, buona vita a tutti. Un minuto di musica, poi vi presento. Forza, un minuto di musica, vai. Possiamo fare una bagnata dei carretteri? Ma una cosa coglione, fai chi tu che vuoi, vai. E così vi presento. Questo programma di Carlo Caneva, che ci cupignate la parete, così con gran passione e con amore, e su Video Regione ad Attaliari e nudo sì lo può scordare. I Calandra e Calandra. Così. Ora vi presento. Facciamo una cosa, noi non c'eravamo qui. Faccio un piatto che ho fatto l'altro giorno a casa dei miei amici, naturalmente sperimentando il Milo, ma è venuta una cosa talmente buona che lo ripeto. Allora, finocchi lavati, tagliati a julienne, vedete, non troppo spesso, ma neanche troppo fini. Aggiungete cipolla, voilà,
come se piovesse, olive, pomodoro con menta, ancora un goccino di sale, voilà, un filo d'olio, ancora, io l'avevo messo a macerare con la menta, io vi spiego tutto, poi dopo ve lo spiego ancora di nuovo con calma. Ecco qua, un bel filo d'olio, ci vogliono questo, non ci vuole nient'altro che sciacquarmi le mani e fare questo lavoro. Per quante persone? Questo, Sì. ma 6-7 persone, 6-7 persone. Dopo aver fatto tutto questo, la prima cosa, andare in forno, poi dopo vi spiego l'altra metà. Buongiorno a voi, ragazzi, presentatevi. Buongiorno. Io sono Maurizio. Sono Giuseppe e siamo ospiti di Carlo. Oggi sì. in cucina. Chi siete? Calandra. Calandra e Calandra, siamo due fratelli, e come dico io sempre, siamo due fratelli dalla nascita, pensate. Ci mancherebbe, no? Anche se siamo fratelli grazie a me. Vi senso? spiego subito. Che quando non c'ero io, lui era un figlio unico. Nel certo. momento in cui sono nato io, siamo diventati Questo figli. per far capire che lui è più piccolo dell'altro. Tutto questo. Ho capito. tutt'altro, per far Ho visto capire come che lui è gira, giovane come di gira me. attorno. Non si deve prendere meriti lui che siamo fratelli. Cioè, grazie a me. Anche per Sì, questo. questo è vero, è la verità. Grazie a te, grazie a una notte d'amore dei tuoi genitori anche. Sì. Perché se non aveva uno sbendo, Si avviano una fascetta di ricotta, come si dice da noi. Musicisti, giusto? Strimpellatori. No, musicisti per grande passione, diciamolo. moltissimo. Avete scelto di vivere di musica o no? Come ho detto io nell'introduzione, moriamo di musica perché oggi gli artisti non attraversano Un buon effettivamente periodo, però però. la passione Dobbiamo dire grazie alla musica, anche perché È più abbiamo forte avuto di modo di questo. conoscerti. È un modo È vero, giusto. è modo di conoscere. Tanti anni che fate musica. sì, diciamo come Calandra e Calandra dal 2011. Quindi, Prima abbiamo avuto diverse esperienze. 2011, 2000, una ventina. No, siamo 12 anni, 12 anni. 12 anni. anni che... Con la musica siciliana. Con la musica siciliana. Ma facevate già musica anche Sì, prima? ho fatto blues, ho fatto un po' di musica, diciamo, anni 60, anni 70, tutte e due. Vabbè, come Abbiamo avuto tutti, esperienze diverse come musicali. tutti, Però gruppi, poi- non gruppi, i beat 60, i revival, Perfetto. ricordando gli anni 80. Però O per dire, vai, io ho detto- avevamo un trascorso da giovani in un gruppo folcloristico Eh. e a distanza di tempo, diciamo, è riscoppiata questa grande Passione passione che per la abbiamo musica. rivisitato poi in versione moderna. Come tu sai, abbiamo rifatto i nostri brani tipo Sciccareddo in versione reggae orchestrale. L'avete quindi reinventata, rimodernata. l'abbiamo resa più radiofonica, senza nulla togliere e disdegnare assolutamente alla musica folk popolare. L'avevo visto per radio, ma le radio non te la passano, manca ammazzate. Assolutamente. E questa è una grande pecca che Perché diciamo questo, guarda, io invito spesso dei DJ radiofonici e dico sempre questo, li accuso sempre di questo, ma poverini non possono fare niente perché sono costretti. Ma questo senso di appartenenza dobbiamo averlo. Non c'è, Dobbiamo averlo. Però voglio dire una cosa, Carlo, perché a Napoli invece la musica napoletana passa? perché là Cosa c'è? passa Sono quella. orgogliosi. Sono orgogliosi. Là passa. Il neomelodico. Diciamo il neomelodico. Perfetto. No, ma passa tutta, guarda, Napoli, diciamo, la musica ne ha fatto veramente, ha conquistato il mondo anche attraverso la musica classica, i tenori, diciamo, cantano moltissimo le romanze e le canzoni napoletane. Quindi secondo me bisogna crederci un po' di più e non vergognarsi della nostra Allora, lingua. siccome io ci credo e anche tanto, voglio fare, a parte questa meravigliosa cosa che avete fatto a me, facciamo una cosa del vostro repertorio, dai. Ma abbiamo citato lo Quello che Sciccareddo vuoi tu. e facciamo... Io non ho- per me puoi cantare la qualsiasi. Abbiamo Sciccareddu, ma tanto saporito, a mia me l'ammazzarono, povero scecco mio,
Chi bella voce via, Cuscecco. pariano gran tenore, sciccareggio di lume cori, come io t'hai a scordare, sciccareggio di lume cori, come io t'hai a scordare. E quando cantava facia, e quando cantava facia, e quando cantava facia, e quando cantava facia. Come facia? Boh. Bella, beh, un classico questo della, Un grande della musica classico, un siciliana, grande classico che era stata rimodernata, dimenticata perché, però, sì, perché sì. si cantava Qua forse... l'hanno cantato più di uno sta cantando. Sì, sì. In tempi antichi sì, poi era stata accantonata, noi l'abbiamo un po' rimessa un minuto, Spolverata. dai, un minuto di una cosa. Avete qualcosa di inedito di vostro? Sì, sì, Abbiamo poi tantissimi. possiamo farti il nostro primo brano inedito che Vai, abbiamo scritto. magari accorciandolo, va bene? E poi dopo vediamo come è combinato il finocchio. E poi Ok. mi spiego. Mi suso, mi curco su soiuso, tegno l'occhio aperto, o lo tegno chiuso, li robo in capoletto, ora che mi metto, le scarpe 9, tanto foro in chiovi, un corpo li capiddi, mi sciavoro la scidi, ma giusto li baffetti, una trovo li quasetti. Siciliano, tipo sciano, mi spicchio la semenza, non ne posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano, tipo sciano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona l'ho peccato e a cominciare da capo. Questa è vostra. Questa è nostra. nostra. Autore, il signor Calandra. Musica e parole. Musica e parole. Beh, il nostro primo inedito. Il nostro primo inedito. Allora, facciamo una cosa, ricordo un attimo cosa sta succedendo. Abbiamo messo in forno del finocchio con piccadilli, quindi pomodoro tagliato a pezzettino, macerato con la menta, pepe e sale. Fatelo, tenetelo un quarto d'ora, 20 minuti prima che lo mettete insieme ai finocchi. Abbiamo messo delle olive, della cipolla, sale e pepe. Tra un poco, appena si ammoscia il finocchio, aggiungeremo la salsiccia, Che è la già moscia. salsiccia. No, ma si deve indurire la salsiccia. È freschissima, no? Bella. Grazie al mio macellaio. Ah, dai, gliela possiamo dire. Che saluto. Il mio macellaio è il signore che vedete nella sigla all'inizio della puntata, quello che noi entriamo, che si dirà trippa pennuta. Indichi. Bene, lo uniamo insieme al parmigiano e al pangrattato. Allora, nel frattempo, diciamolo, non è un piatto da 20 minuti, come di solito faccio, è un piatto che ci vuole un poco più di tempo. Allora, tagliamo la salsiccia, poi prendiamo il finocchio che già da circa 20 minuti, 15-20 minuti è in forno e assembliamo tutto. Che rapporto avete con la cucina? Siete bravi, se non siete bravi, cucinate? In cucina? Sì, io il latte lo so riscaldare. Tu e Ido? No, vabbè, a me piace la cucina. Oh. Non sono un grande cuoco, però mi appassiona. Non ti piace la salsiccia, non sai cucinare, ma come sono combinato? Appunto, ma Maurizio, perché? Però Ma Maurizio, ho un buon rapporto Scusa, con tu il cibo. come fai a ma non- tu mi pare a dire non la mangio? Senti, che cavolo, sei detto dici di no, ma tu ma sei io pazzo, assolutamente tu non- sei pazzo. Allora facciamo, ma già mi stava volando. Allora cantiamo. Possiamo fare una cosa attenente sempre alla cucina. Che Questo tu vuoi? coniglio. Ti ho mai Ma c'è imposto la qualcosa? salsiccia? C'è la salsiccia. La salsiccia potremmo fare pure. Allora facciamo pure un brano sulla salsiccia. Allora fai chi la salsiccia. Sulla salsiccia. Fai chi lo vuoi, dai. Facciamo coniglio prima. Ah, Intanto no, la salsiccia dai. si prepara. Ma c'è. Non ci visti qui? Lo coniglio c'avevo musso e lo musso c'avete voi. E stanotte me lo sonnai, musso col cato con voi. Ah, la cirasa che ci avrò fa. Sta picciottetta ma cince ma va sa cavo la cirasa con pampina. Lo coniglio ci aveva luciato e luciato ci avete voi. E stanotte me lo sonnai, sciato coccato con voi. Ah, lo cotugno che ci avrò fa. Sta picciottetta ma cince ma cugno cavo lo cotugno con pampina.
Lo coniglio c'aveva lo musso cuciato, lo petto c'avete voi. Lo coniglio c'aveva cuciato, lo petto, la panza c'avete voi. Lo coniglio c'aveva lo petto, la panza, la coscia c'avete voi. Lo coniglio c'aveva lo coniglio c'aveva guarda come guarda a musica proprio. Lo coniglio c'aveva ma che c'entra lo pilo? Lo pilo, che c'è, che dici? Senti, non picchiare coniglio. Lo coniglio c'aveva lo pilo e lo pilo c'avete voi. E stanotte me lo sonai, pilo cuccato con voi. Ah, la cirasa che c'aveva fa. Sta picciotella ma si ma va sa capo la cirasa qua fa impinare. Ah, la cirasa che c'aveva fa. Sta picciotella ma si ma va sa capo la cirasa qua fa impinare. Che bella! È rosa, vero? Non me la ricordavo, Questa vedi? È una versione un po' rivisitata. Noi ci abbiamo dato una Vero, maccata, vero, però vero. una maccatella ce l'ha detto. No, allora, nel frattempo che loro cantavano, ho messo insieme ai finocchi che erano già in forno da circa 15 minuti, insieme alle olive, alla cipolla, alla menta e al pomodoro. Ora ho aggiunto la salsiccia, un misto di parmigiano e pecorino e del pan grattato, in forno per altri 15 minuti. Va bene? Va bene. Allora, come dicevo, oggi sentiremo tanta musica, ma è bello sentire tanta musica, mi piace questa cosa di tanta musica. Perché? Perché il piatto non è da 20 minuti, ve lo dico sì, perché di solito facciamo i piatti quasi in presa diretta. Questo non è da 20 minuti, qua ci vuole un po' più di tempo. Noi dobbiamo soffriggere un po'. Bravo. Tu non tanto lo soffro, non soffro, tanto lo ammazzi. è vero. Quindi il problema non ce l'hai. Il piatto adesso è pronto, lo andiamo a prendere, anzi no, cantiamo che vado a prendere il piatto. Dai, Possiamo cantiamo. fare una cosa romantica. Ma fai chi più che vuoi, canta Siamo il so un'uscita vuoi. di un piatto con un brano romantico. Bravo, Romantici. la salsiccia è talmente romantica che... Ci sta, nell'amore ci sta. Vai, parti amore, parti. Notte di stigi e luna china, dormi biduzza tra le cuscina, la finiscetta a mani duzza e io cassutta t'aspetto a tia. Sogno lo vento che t'accarezza la tua facciuzza e la tua cizza. Sogno lo sonno che t'addormesce quando lo giorno scura e finisce. Rapi sta porta, chi sogno ca fora. Rapi sta porta, che non viu l'ora. Non viu l'ora di stare con te. Rapi sta porta, viduzza mia. Non viu l'ora, amore mio. L'ora di stare con te. Ma che bello. Maria, ma che siete bravi. Bravi, ma come la sacca? No, un'altra canzone e poi andiamo a mangiare, un'altra canzone. Un concetto mi state Cosa facendo possiamo fare. fare? Cosa possiamo fare? O pesce spada di Bella, quella di Modugno, bella. Ci proviamo? Lo picchio, attacca. Questa è la storia d'un pesce spada
c'è l'attesa. Storia d'amore. Ma il catalino è meraviglioso. E così si muove. Ma guardate la canzone. È un peccato non fare questo intro. Tu ne avete venute Vero. a puntata. Ma ora l'acceleriamo. Te pillar la femminetta, dritto dritto un travo cuore, e chiancia di dolori, ai 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 ai. E la barca assassinava e lo sangue corria e lo mascolo chiancia ai 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 ai. E lo mascolo pari impazzuto ci diceva, bella mia non chiancire, bella mia non chiancire, dimmi tia che hai affari, dimmi tia che hai affari. Continuiamo, chiudiamo. Rispondi la femminetta con un filo e voci, No, scappa scappa amore mio, che se no t'accideno. Ma facci tu, lo picci. Dai, scusa, non te lo aspetto. Mascolo, piglia lo fiace, l'accidilo, ora. Lui questo voleva. Chi so voleva? Questa è la storia. Fatta molto accelerata. L'abbiamo distrutta. Ma figlio, tu la pensura. Pisci spada. È la storia. Comunque, stupisci mossi. Storia d'amore. No, che poi alla fine sono morte tutte e due. Ti spiego, Ah, tutti noi mossero? Ti spiego perché. Mosse, magari la salsiccia. Ciao. In teoria, quando i pescatori prendono il pesce spada, prendono prima la femmina. Perché Il mascolo ci va dietro. si butta sopra la barca e muore vicino alla propria compagna. Quindi Ma la ricordavo la storia. romanticismo. Allora, il piatto è pronto, ora vi spiego una banda. Venite. Azione! Allora, salsiccia al finocchio al forno, finocchio gratinato, tagliato a julienne, messo al forno con pomodorini, cipolla, olive, menta, olio e sale. Poi a metà cottura mettete la salsiccia, pangrattato e parmigiano e il piatto è pronto. Assaggiamo perché non vedo l'ora di assaggiarlo. Mangiamo, tu canta, E la suona tu. luna in mezzo mare, mamma mia, me maritari. Ari, 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 Complimenti Carlo. È una cosa favolosa, meravigliosa. Ve la consiglio a casa, fatelo. L'ho spiegato tante volte, quindi non è difficile da fare, ma fatela perché è buonissimissima. Non sarà bella da vedere, che è un poco così sbocuzzaudella. Però è buona. Confermo. Brindisi. Si rugno macellaio, iddu vai, iddu bene, a sasizza a manuteni. Dopo cante te, ok. brinda. Che cosa brindiamo? Alla nostra salute, alla salute dei nostri telespettatori. E alla musica. Alla musica. Siciliana soprattutto. Viva la Sicilia. Viva la Sicilia, viva la musica siciliana, viva i siciliani, viva chi canta in siciliano e viva chi vive in Sicilia e soprattutto ad Alcamo anche. Grazie, agli amici di grazie. Alcamo, agli amici di Castelvetrano, agli amici di Trapani, Castellammare. Castellammare, Castellammare. agli amici di Castellammare, bravo. Ciao. Avanzi. Prendi una cosa. Si ti rugno macellaio, iddu vai, iddu bene, a sasizza a manuteni. Buona?
si ci afferra la fantasia, la sasizia, la figlia mia, uè mamma, mi voglio maritare. Saluta. Mamma. Ragazzi, è stato un piacere essere qua oggi insieme a Carlo, insieme a voi. Speriamo di tornare un'altra volta e magari trovare anche qualche altra cosa da mangiare. Ci sentiamo presto. Bravo, tu vai contro di me. Saluti da sì, se mangiate poi. Saluti da sì, saluti da Calandra e Calandra. Dai, mi ci metto pure io, ok? Posso... Che c'è Bob, quando c'è Bob? Chi è Bob? Un cane che entra, quando c'è Ido, quando c'è Ido. C'è pure Bob? Sì, vai a cantare. Bobby solo? Sì, no, Bob Cane, vai a cantare. Noi ci vediamo domani. Ciao. Ho capito tante cose.